Questa attività è stata realizzata con su contributo della Regione Sardegna, imprentas 2021-2022, lei a regionali 22 del su 2018, articolo 22. In questa puntata, a Goade essi girao tutta sa Sardegna, si è tornato in sa città di De Casteddu, sa prummanna, sa più importanti di tutta sa Sardegna. E usaviri, in questa puntata, sapraia de su poetto, a un dito doi punti, sadurri de Mesubraia e sospitali Marino Becciu. A Goa si è andato in su parco de Molentarrus, in cui è fatto intervista su presidente Stefano Secci. Sempre in Casteddu si è sarziato in su cuccuru de Monte Urpinu, de a 11 biri tottu sa cittadi esatrus montisi, ma pruschidottu si è andato in Gunisi po biri sa statua dedicata a Santo Francisco. A Goa si è spostato a uno scanto di chilometri de Casteddu po visitare sa bidda de Dolianova e in Gunisi e usubiu sa gresia mesuevali de Santo Pantaleu e usacabau con sa visita a su spantoso parco artistico de Gianni Argiolas. E agora de tutto su peregrinare, de tutto su viaggiare in lungo, in lago, po s'isula, siamo arrivati torra in Casteddu, sa città più importanti de sa Sardegna, città di sari torrao, desti mongius importanti de sa storia de s'isula. Ma oggi a cominciare invece da un luogo naturalistico. Siamo questionando de sa praia de su poetto. Sa praia de su poetto è una dei sprummannas de tutta Italia, pensai, è longa 8 km e è sprazia in due comuni, questo de Casteddu e questo de Quartu Sant'Aleni. Cominciara in sa parte de Giossu, in sa sedda e su Diaulu, e da Cabara finzas a su Margiani a Rubio, su Ghinanta Margine Rosso, in s'area de Vrumini de Quartu. Dinanta pure sa praia de 100.000 sa poeta non scetti in si stati, ma già è tutto sanno, in noi è sempre per de gente che indieni di pruschidotto de sa città di De Casteddu e questa de Quartu Sant'Aleni, dunque a intro dei più importanti de dottu sa Sardegna. Su nomini poetto o poetto indieni de sa lingua cadelana poet, chi bollinai puzzu piticheddu, forse pigara gustu nomini de tottu i puzzus e gisterras che divunti in pizzus de su goddu de Santelia. E proprio in Gunisi is archeologus anti agattau is arrastos
prus antigus non scetti dessa città, ma proprio de totu sa Sardigna intrea. Già in is annos 60 de su 1800 is archeologus iant agattadu gruttas, domus de janas e villagius chi funt stetius fabricaus e abitaus già in su Neoliticu antigu, est a nai in su fenomenu de sa cultura cardiali. Proprio in custa gruttas, in custu villagius, iant agorbadu testus de argidda imprentaus cun s'umperu de sa gocciula, su cardium, chi donara poi su nomini proprio a sa cultura cardiali. In edade nuragesa su logu est stetiu sighiu a bivi. Difatti in is annos 70 de su 1900 s'archeologu Enrico Azzeni iara agattau a intrus de sa grutta de Columbus, proprio in sa parte bascia de sa sede de su diaulu, uno scantu de testus proprio de edade nuragesa. Dunque sa custu si confermara chi sul logo de Casteddu est stetiu abitau proprio in s'edade de su bronzu. Però esti in s'edade punica, est a nai prus o manco a partire de su X seculu annantisi de Cristu, chi s'area de su poetu est stetia bivia de prusu. Difattisi in su 1866 s'archeologu Filippo Nissardi iara agattau una verda cun un'iscrizione, un'epigrafi in lingua punica chi si contara de unu tempru dedicau a sa divinidade Ishtar o Astarte, Astarte Ericina. Custa chiesti una dei divinidades prus importantis de totu su pantheon de su mundu punicu, in parisi cun Tanit e cun Ballamon, fiat accappiada proprio a sa prostituzione sacra e dunque a su mari, a navigadoris che arribant de totu su Mediterraneo. E is archeologus che anti cumenzau proprio a scavare in Cunisi, po bogai a pillu su tempru, a su momentu anti agattau scetti però, scetti po modernai, sa cresia bizantina dedicara a Sant'Elia de su Monti. Pensai che già in su 1600 comunque anti cumenzau a scavare in Cunisi circhendi is arrastus de ossus de Sant'Elia, poiché una leggenda si contara che vi stetti proprio interrau in Cunisi. Però è successo che a partire del 800 con le incursioni dei piratas questo luogo si è fatto pago sicuro e hanno deciso di fabbricare uno scanto di torri costieras. Sa prus antiga est cussa de Superdusemini, ma doi est pure cussa de Sant'Elia, chi in moi è stata a 5 metri, ma in origine viarta più di 11 metri. Oppure cussa de su poetto e cussa de Mesubraia. Tutti turrisi fabbricaras a partire del 1200 fino al 1500 proprio per rendi più sicura tutta questa zona e può avvertire in attoppo de necessità di sa popolazione di Casteddu che in questo momento mancai s'accorrara in sa parte più in terra e stanai in sustaini de Santa Igia. Passilendi in sa praia si sofrimaus po biri uno dei edificios più importanti e più connotus de totu su poetu. E stanai sa turri de Mesubraia o torre di mezza spiaggia,
chi tenere questo nomine proprio poi testi posta in mezzo des comunus de Quartu e de Casteddu. Non sceso su me rapizzu de questa torre, sicuramente stette a costruire a Singhizzo del 1500, quando sa Sardegna fiera dominio spagnolo e quando teneusu comunque su problema des incursioni saracenas. Questa torre è una torre di avvistamento che teniera intrusu 4 sordausu e a differenza di altre turrisi che subio pure in questo programma non teniera cannonisi in pizzu, poiché serviera scettivo avvistai e posinnalai s'arribu des piratas e pomparai non tanti sa città di Casteddu, quanto invece proprio i Salinas de Molentargius, poiché i Salinas diventa una delle parti economiche più importanti della città. Sa torre è arta pruso manco 10 metri e è fatta con perda de graccari, un graccari però un modi che si agattara raso già in sugodu de Santelia. Attualmente però non è accessibile, poiché antiserrau senna che dove era pruso manco a mesartaria ed è undi in tranta in antichitadi il sordauso. In su 1793 sceusu che i francesi che vunta sbarcausu in oggi in Sapraia di Suboetto po conquistai tutta sa Sardegna ienta conquistau Kenze Gumbatti proprio questa torre. Ma a goa de quest'anno quando vienta renesciusu a Andibogai Torres francesi sa torre è stata abbandonata de maniera completa. Camminando in tutto su poetto, partendo da Casteddu e arrivando fino a Quartu, bieusu meradomusu, villas, fattas pruschidotto con due architetture principali, questa più antica in stile Liberty e questa invece più moderna, po' modernai de maniera razionalistica. Chi passilla dai noi non può vedere manco de attoviai una de strutturas sicuramente più simbolica de tutto Sapraia in Parisi e Scasotto che dove vianta vinzas su 1986. Si sono questionendi de sex ospedali marino. L'ospedale marino però nasce a commenti colonia marina su 1937, a commenti questa colonia marina Dux, fondata dunque in su tempus su ventennio fascista. E su progetto vi è stato affidato a uno dei architetti più importanti della Sardegna di questo tempo, e stannai Ubaldo Badas. Ubaldo Badas dunque ha pensato proprio come struttura colonia marina, ma con lo scoppio della seconda guerra mondiale chiaramente antideppiu serrai questo ospedale che vi ha settiu pensau poi spippiusu e spippiasa che tenianta problemas pulmonaris. In su 1947 dunque a cabo della seconda guerra mondiale Dudorranta a Obregi diventerà proprio ospedale marino fino a su 1982 quando antidecidio devai su nuovo ospedale a uno scanto di centinaia di metri. In su mentre però è fatto pure un'altra struttura poi abbandonare i 78 chi vi era cussa del suo pronto soccorso. Oggi si questionerà del subbenitori di questa struttura. Cesti chi dollari torrai overri, accumenti però albergo, hotel de lusso, ma invece cesti carincuno chi invece da bolliri sciusciai completamente.
In questa puntata dedicata alla città di Casteddu non può essersi vedere manco di visitare uno dei luoghi più emblematici della naturalezza, non scetti della città di Casteddu e della Sardegna, ma già di tutta Italia. Si sono questionati del suo arco del Molentargius, a pochi chilometri proprio del centro cittadino, e a pochi chilometri della praia del Sueto che è bio, si sono l'ompius dunque in oggi può intervistare su presidente, il dottor Stefano Secci, che si raccoglie e sarà contai questa storia del suo parco. Dunque, parteso già del suo passato e bieso, insomma, come ti è esagattau quando si è arrivato in oggi sul luogo. Al di là del fatto che sul luogo è la natura che dà creato, però si preconta da tempo che su parco fosse già sfruttato a livello di produzione di sale già dai Fenici. Successivamente questo luogo è stato barrato, un pago coltivato di agricoltura e poi successivamente un po' abbandonato e lasciato a gente che non gli piace questa natura, in civili, eccetera, eccetera. Poi c'è stato un fatto importante a livello mondiale, la convenzione del Ramsar, che ha che questo luogo doppia essere rispettato per la fauna e la flora che ci veda. E questa è una cosa importantissima, perché sullo Stato italiano poi hanno con una legge che la convenzione del Ramsar doppia essere applicata in tutto il luogo dell'Italia. A questo punto molto importanti è la determinazione dei agenti che olì a su parco e quindi la regione poi in su 99 ha fatto una legge delle istituzioni del suo parco del Molentargius e noi su noi o tutelare questi beni naturali del su 99. E dunque, subito, insomma, la storia della produzione delle sali comincerà più di 2000 anni fa, e teniamo su testimoni su come la lastra di bronzo di un certo Cleon che era traballato e gestiva proprio la produzione delle sali. E nei millenni, chiaramente, la situazione è cambiata, si è passato dalla produzione delle sali e in oggi, da 20 anni, invece, l'aspetto più importante è questo naturalistico, turistico. Dunque, oggi, quanto gente bene, mediamente ogni anno, e poi testi importanti per il turismo non scetti di Casteddu, ma di tutta la Sardegna. E si vuole rifare a intruso di questo parco? Sì, è importante in meta, poi s'indotto che botta dal suo turismo in abitaus della città metropolitana di Casteddu. Noi ci punti normalmente 12.000 persone che entrano da suo parco a visitare, a bere, a girare, soprattutto per bere i sfenicotteri. Che punti i nostri mangonisi. Si nanno di aici. Proprio di mangonisi o gente a rubia. O gente a rubia. Però normalmente non nostro si rientra a mangonis. Importanti 12.000 persone. 12.000 persone divididas tra 6.000 circa de persone de extra Italia, 6.000 de persone dell'Italia e sardas, de altre parti della Sardegna. Che volenti bere bene passare un descanso in disi, una bella vacanza, di vacanza, con la famiglia, eccetera. Noi si può visitare, oltre che luoghi protetti, noi ci punti gli animali si possono tutelare tramite guida turistica, guida ambientale, scusate, guida ambientale accreditata da questa regione a fare questo lavoro e tenemos un centro di educazione ambientale fatto per le scuole e per le università. E con le scuole e con le università noi collaboriamo giornalmente.
Ecco che le fonti turisti principali sul nostro parco. Come ti si può rivisitare questo parco? Dopo bio in trendi che tu funti bicicletta, però doiesti pure un frumini. Dunque ci funti differenti modi di dubiri e proprio di dubivi. Noi possiamo visitare questo parco con i guida tramite un mezzo elettrico che porta in giro i turisti e si fa fare un tour, un giro, una rausu, e noi si binti tutti gli animali più belli e si spiegano tante cose naturalistiche. Poi teniamo un giro storico-culturale e noi si spiega la storia dei fabbricati dell'ex Salina e chi in cui si ci ha lavorato, i forzati, i detenuti di San Bartolomeo che venivano a tirare i sali in noi, in suo periodo dei Savoia, del re di Savoia. Con questo cardinale malo che si chiama Bugino, che ricorre su Bugino si narrata, e poi questo che c'è questo nome, no? Poi è talmente malo che è sfruttata questo detenuto su far morire in Salina. E questo è un altro giro che si può fare. Poi un altro giro che si può fare è questo su Battellino che ti porta in giro nei canali di Salina, però effettivamente va così bene, poi sargini del Tasinante è prusato e quindi uno si deve porre in pei e non è tanto discansoso. Però comunque è affascinante. È affascinante, va sul giro certo in questo luogo. Questo sono i tre percorsi che noi possiamo donare a turisti che andano bene. Dunque ci dare di ogni maniera. Ci dare di ogni maniera. È importante per noi sono turisti scientifici. Se uso predisponendo una foresteria, in sul fabbricato cosiddetto sali potassici, poi arricchire gli studiosi che vengono volentieri a studiare cose del suo parco nostro. E quindi questo è un biglietto da visita importante per la città di Castello e città soprattutto circondaria, metropolitana, Quartu, Castello, Selargio, Quartuccio, Monserrato, che fonti soprattutto i primi quattro i comuni che sovrintendono dal suo parco, Selargio, Quartuccio, Cagliari e Quartu. Poi fonti del suo consorzio formano il suo parco, questi fonti i comuni che sovrintendono dal suo parco. Bene, dunque noi non possiamo che si combirai a bene a visitare questo luogo, io che si può fare giro a piedi, si può fare giro a bicicletta, con su trenino e pure in barca. Dunque se chiunque vuole visitare questo luogo, e deve fare? Deve entrare sul sito del suo parco del Molentargios e cliccare visita, oppure prenotare questa visita, oppure bene noi a InfoPoint via La Palma 9 Cagliari può domandare una visita e entrare. Si può entrare sul parco però da altro luogo puro, davanti del Quartu, e in Gunisi però non teniamo ancora un punto di informazione che dopo pone, insomma, speriamo su prima possibile. Comunque senza benitori. E noi dunque si torna a Cumbirai, a bene a visitare questo luogo e torna grazie al suo presidente Stefano Secci che ha rispricato su passato ma pure su benitori di questo luogo. Grazie a voi e bene benissimo. Grazie.
De sustaini de Molentargius sesu sighendi sa passillada nostra faci e sa parti de bascius de sa città de Casteddu. I moise sono in un punto centrali. Sesu arziaus in su guccuru de su Monti Urpinu. Su Monti Urpinu pigara su nomini forzisi dei mattas dei Soppinus, chi due punti tutto in giro de su monti, dove si proprio su parco, frequentavo dei scassedaius che beniti a curri e a passilà, dunque in un luogo naraso dedicato a su sport e a su benessere. Però toccare a noi che esti uno dei montisi, uno dei 10 montisi della città di Casteddu, dei nogi, per esempio Castietto, esatto, noi montisi, partendo de sa parte de Bascius, con sa sedda de su Diaulu e sa praia de su Poetto e tutto su Gulfo dei Angelus, Vinza sa Cravonaja, e sempre sa parte narausu de sud e de Precidrogiu su stani de Molentargius con i Salinas e chiaramente poi Sinterland che si quartucciu, Pauli e Ceragius. A s'altra parte invece sa de noi si può ribire bene su Portu, su Monti de Casteddu con sa cupola de Saseu e sa Turri de Seleofanti. Esibiri puru su Guccuru de su Monti de Santumiali che esti custu che esti in sa parte più sassusu. Su Monti, chi donara poi su nomini narausu a tutto su quartiere stanai Monte Urpinu, esti di origini sedimentari, fatto de graccari, e si vorrenti proprio a topiai mera vortas a fossilisi de gocciulas. In su punto Brusartu antipostu una statua, si vorrebbe dire una statua de Brunzu, che rappresenterà Santo Francisco. Intanto su questa statua è stata avvata del padre Andrea Martini, che è stato uno dei artisti più famosi, più importanti a intruso del mondo artistico della Grecia. E pro volontà dei 78, questa statua è stata posta oggi in Casteddu. È una statua di 3 metri, è una di bronzo e rappresenterà Santo Francisco in un momento particolare che è stato ispirato del suo cantico dei Creaturas. Da questo punto si può ribire pure la parte bassa, con un edificio particolare, su questionendis del su Juventus dei Conversus, che pigara su nomini dei Sparas Conversus, che vianta naraso su Mesuevo, ma pure su 600, i Sparas minoris a intrusu dessa gerarchia dei tutti i Sparas. A una mezz'ora di distanza dalla città di Casteddu si può rilompi in una bidda che dinanta Dolianova. Questa bidda è connota per schidotto, po' sollu di olia, po' sottimubino che si produsiri. Ma accanto a su centro abitato dove è una delle chiese romaniche più importanti di tutta la Sardegna. Sia su questionendi della chiesa di Santo Pantaleo. Qual è questa storia? Noi abbiamo in documenti che questa chiesa esisteva già in su 1089, poi proprio in quest'anno è stata donata da su giudice Costantino II, da su giudicato di Casteddu, a Isparas Vittorinus de Marsiglia, che benitiziariaus dei giudici proprio per narausu cattolicizzai s'isula. Questa chiesa dunque sorge a pizzus di una chiesa più antica, non sceso che li viera su stili, ma per esempio ipotizzai che su stili viera questo bizantino. Sul romanico è su stili che imperano in questo periodo, a partire da San 1000 fino a più o meno a 1300. E poi vai anti Zerriau
proprio maestri che hanno fatto la chiesa di Santa Maria de Bonacattu. È una delle più ricche de figure e figisi che può subire proprio in Sagara, punti e figisi che rappresentano biscus o animali o personaggi della Bibbia, insomma citati in Antico e sul Nuovo Testamento. Proprio accanto sorge sa torre campanaria che è stata fatta sempre in età di medievali ma plus a Trigario. Poiché inizialmente su romanico non dovevano le torri campanarie ma proschidotto su campanili a vela. Proprio a faccia di questa chiesa doiesti un edificio che è dovuto di restaurandi che è stato su Monti Granatico de Sabida. Ed è Sabida de Dolianova e de sa chiesa de Santo Pantaleo si sono spostati un vaghetto pruso accanto de su Sartu per visitare una delle sprendas artistiche più importanti, io credo, de tutta sa Sardegna. Si sono in su parco artistico di Gianni Argiolas, con nosu sa direttrice culturali del su parco, Liliana Ortu, Liliana che abbia nasce sicuramente in questo luogo, che ha seguito passo per passo, camminando con l'artista Gianni Argiolas questo luogo. Bene, Liliana, prima di tutto grazie a essere accolto questo invito a questionare con noi. Cominciamo subito, poi noi siamo curiosi di scoprire quando è nato questo parco, quale è stata l'idea di partenza e agora per la sapere ita si fai e ita esi a fai. E c'è causa da donare in pago fuedoso, poi non si allunghiare meda, poi noi ci adesso di aderoso meda da detto di stionare. E dopo che questa idea iniziale parte da su 1998 con su progetto da forestazione da questo parco. E da questa geniale da Punai, da suo maestro Gianni Argiolas, da deppio utilizzare questa tanca da proprietà di punti 6 ettari da terreno, quindi narrò pure un bel arrogo da terra, ma tucchetto proprio, e da pensare, da costruire con qualcosa soprattutto per se stesso. Poi da vincere a questo periodo, Gianni ha fatto infinità di opere in tutta la Sardegna, opere pubbliche, opere private, ha fatto medas in continenti e quindi arrivava a certe età, all'incirca 50 anni con qualcosa, e ha deciso appunto da pensare in grande soprattutto, che dopo di onnai, da pensare a un luogo
a me tutte le opere sue possono essere realizzate come viada, senza committenza, i soggetti che diventano proprio pregei, e quindi ha iniziato appunto con questa forestazione che ad Offidonai ha impiantato 5.000 matte di opino, 150 altre matte varie o senza mediterranee. E questa scelta pure da utilizzare i spinosi tedi una certa validità, perché già ne ho subito in matas a crescita, e quindi si rendi conto questo pure te che via diventando passo passo. E quindi da questa forestazione iniziale da sul 98 passato poi a questa inaugurazione del suo primo sito scultoreo che è da sul 2013. Su maestro ha cresciuto questo luogo come una creatura sua, con l'amore che si può donare ai figli suoi, e c'è stato sempre presente in noi a traballare, per usare un termine che usare, traballare mentre non manco, perché nunca non si spiega, non si spiega in due tempi usaici pittico, tutto questo che ci sarà riuscito a fare, poi a oggi in noi ci vonti 15 siti scultorei, ma un sito scultoreo per esempio tipo gusto a misa pausa in noi ecco, Naroso come senti proprio de Sant'Igorio, no? Questa è la cosa importante di questo parco, è da una parte, ma più questa parte artistica, libera, poi su maestro in oggi a Donau. Cioè, tutto è ideato e realizzato da su maestro. Naturalmente voi con un gruppo pure da collaboratori che date Donau a mano, però insomma, onestamente da peonai che tutto su. Certo, e dunque l'importanza di questo parco è pure contai la storia della Sardegna partendo dalle origini, in oggi di fatti Zeusu naraus in su mondo un urageso. Sì. E contasi dopo più giocare una cosa come la costruzione di un urage, di una baracca, però doiesti altro meta. Allora, posso dire che questo sito scultoreo è sopra un anno che Gianni ha realizzato all'interno del suo parco e occupa lo spazio da 1600 metri quadri. Ci dà altri ugualmente in mano, ma fonti a metà di prospago pure terzo d'agosto. E ad Offido rappresentai un villaggio nuragico. Naturalmente c'è da noi prima da tutto che un studio è stato trovato. Cercai, certo, da biso periodo, pure per esempio fonti stati realizzati delle opere che fonti sulla fattispecie da bronzetto, tipo certo, proprio l'offerente, certo. No? E stando su cosa pensavo appunto da Deppi ricostruì una specie da BDG, da Cerriaso 10. A me si pensa che ci vi è tutta questa attività dai genti nuragica, quindi sul luogo sa capanna abitativa del Cerriada Noso, sa capanna delle riunioni, cioè delle riunioni, c'è su capotribù, certo, sacerdotessa, su voto sacro, insomma, praticamente c'è tutto sa vita che noi possiamo pensare che si svolgia in un villaggio, tra l'altro in cui in fondo per esempio dove sa base iniziale da costruzione da un uraghe, come dati pensate maestro Gianni Argiolas, e quindi dove punti per esempio operaio che ci canta da trasportare un masso enorme con levas eccetera. C'è da noi pure che questa danca praticamente è piatta, non ci via manco a vedere. Tutto questo che abbiamo in noi, muretti a secco, capanna, è tutto vedra che è stati da bottata di altro luogo. Quindi mi piace proprio a ripetere che oltre a suo lavoro creativo, ideali, eccetera, c'è pure un meta lavoro fisico. Certo. Soprattutto da suo maestro. Bene, e difatti sì, noi quando siamo arrivati, la prima cosa che si è spantata è proprio la realtà di
con Sagali, su maestro Gianni Argiolas, ha fatto tutto questo. Difatti sì, partendo proprio dalla costruitura di un unuragi, arribato fino al suo puzzo sacro. Quindi questo è proprio una rausu, sa spriccatura del suo mondo unuragesu, del singhizzo, fino a manca a cabo. Noi però seguiamo questa bella vacillata, poi c'è ancora a mera de contai e de biri. Dunque si chiesi in questa bella camminata. Liliana, finza se moi tu si contau su gesti su passato di questo luogo, s'idea che ha fatto nascere su varco, però sicuramente i telespettatori si vogliono tisciri quali essi su presenti e stanno chi beni di noi a visitare, quali vunti reazioni dessa gente che tu visitara. Deo bonai appena arrivavo e già quando pubblico prima scultura si avarrà spantao mera e mi immagino che i altri puru hanno a tennis proprio sensazioni. C'è da dire che da subito, già da inaugurazione dei primi sitos scultorios, la gente è sempre venuta in noi, fonti venuta a scolaresca, in visita guidata, 20 persone singole a lavoro, e ogni volta c'è la reazione è proprio di aderos, da meraviglia. Poi che non si dà aspettando, addirittura gente in mezzo da Dolianova, che poi magari venia da inaugurazioni, ogni volta narra la stessa cosa, non sciauso che ci via da questo barco e ci adoro da vita. E quindi da questo punto di vista, da sicuro, su successo, su barco d'attento. Poi noi abbiamo sempre cercato un museo a cielo aperto e secondo me di adesso ci sono tutte le caratteristiche. Poi infatti che non porta da gravatura, non ci sono i muros, ma a livello di opera d'arte devo dire che non ti depitirai nulla rispetto a un altro museo. Apparenti proprio in sa storia della Sardegna, camminando si è arrivato in un altro momento importante della storia sarda e stanno questo giudicali. Noi, la prima persona che pensavo a capire assumere sue fusardo è proprio Eleonora d'Arborea. E mi pare che in oggi qualcuna cosa che stionera dei sapuro. Dunque, Liliana, a onde sta gattauso? Santos, questo è sul sito scultoreo dedicato alla giustizia e omaggio a Eleonora d'Arborea, è proprio omaggio a gioighissa nostra e praticamente in noi insomma a cercato da ripropoi i spenas che vianta brevedias messa carta del logo di Eleonora dia scritta su da una base già da questa predisposta da suo babbo Mariano IV e poi da portata a termine, ma per esempio noi due spuedos da questa carta del logo ancora le compagnie barracellari e dai vita nostra mi appunto ancora in funzione ci vunti normas che vunti prevedi questa carta del logo. Certo, questo bolina è canto esti attuali. Canta è durata il suo tempo. Certo è un sito complicato, di narraso di eici, voi fai un pochetto di muro, hai tutto queste penas che non fianta druci in questo periodo. Poi da peonai pure che ancora in mezzo a spattisi da sul mondo ci fonte ancora penas di aderoso terribili. Narraso che fonti tutto prevede questa carta del logo a patti l'impalata
che non si vadia da commenta a pena, a tortura. E dopo invece suba da s'utilizzo da su cavori. Poi in questo barco praticamente possa maggior parte delle sculture se si stati utilizzati su cavori da bronzo e su cavori ocra, cavori da terra. E i unicos a mi stati utilizzati su cavori invece esti su sito da sa giustizia e gusto da sa crocifissione. In questo sito i scavori si vaguago bruso evidenti funti gustos da Eleonora d'Arborea, che c'è da Eleonora o Adriade, cioè è rappresentata in tre modi diversi. Commenta giudicessa, commenta legislatrice e poi ai gustavati commenta femmina, quindi mamma, bovida, commenta persone normali, eccetera. E quindi ecco, su cavori, questo un pochetto brufotti, fai da contrasto con gusto, può non essere una cosa pure troppo fastidiosa, ecco, chi andava a doso scastiare di adoro effettivamente fanti bene. No, e devo ancora dos fuedos po gusta iscrizione. C'è scritto mezzo terra senavana che terra sene giustizia e mi pare di aderoso un concetto meda importante come tannai che sa giustizia o giustizia giusta come ti narauso di ausa volli totus e quindi noi certo, si donata e ancora dos fuedos assuva da questo gruppo. Questo è un gruppo famiglia e volutamente s'artista dosati modellauso senza bistiris sfollauso poi taga bistandidus iadai decretau un periodo storico e invece di aici è proprio s'idea da famiglia che anda da innanzi narauso cicchendo un mondo a si possa vivere in pace. Certo, che in tempus, noi invece a suo tempus Dudaneusu, Sighesu, questo viaggio in questa storia sarda e andavo a visitare un altro monumento. E delle dati giudicali medievali della Sardegna, in moi andato in uno tempus che si gusto a romano, ma tenere uno sentito a religioso. Poi noi deu biu scenas della vita e della morte di Gesù Cristo. Dunque, Liliana, contasi, ita rappresenterà come è stata intitolata quest'opera? Questo è il sito scultoreo da sa crocifissione. C'è da dire innanzitutto che questo sito scultoreo impari con suo nascimento e impari pure con due altro sito che è stesso Cristo risorto, fai parte da questa triade religiosa, cioè torna da come ti ho visto in Eleonora d'Arborea, tre volte lei sa triade, in noi su proprio, cioè tre volte Cristo, tre volte sa Madonna e ingizza per esempio da suo miracolo, da sua trasformazione da s'acqua in bio, sa deposizione una specie di pietà in arauso, quindi sa mamma che vota in braccio su villo che è già però trasformato da sa morte. Quindi sa facci pure si vede che è già in decomposizione e poi sa Madonna ai spesi da sa gruci e Cristo a suva da una gruci che è stata 5 metri
E questa cosa particolare è proprio la sofferenza che c'era nascita all'Igi, ben savvaci da Gesù Cristo, e su cavori buono che ha di utilizzare può dimostrare appunto questa sofferenza. Non è questa immaginetta che si è abituati a via, Gesù Cristo in croce, vota savvaci tutto bella di rada, tutto fotogenico. In noi si vede proprio da Sammotti, da un cristiano posto in croce, che pensavo che non debbia essere proprio una cosa, una moto leggera, ecco. Certo, a Pubbio che in ogni parte del suo parco due punti di Dascaliasa e in questa a Pulliggio c'è stata un'inaugurazione particolare con la presenza del suo vescovo e altre funzionalità. E usa addirittura fatto sa missa, sa di. E quindi questo drappo che noi c'era una cosa da questo drappo da suo vestire è diventato in qualche maniera saltare da sagresia, e quindi narausa che gusta è appunto sagresia da suo barco. Poi dopo non è che ci siano grandi occasioni per fare questa cosa, però l'inaugurazione è stata di aderoso meda particolare. E poi questo sito pure è complesso, commenta il gusto di Eleonora, occupa da un spazio da 500 metri, quindi ecco, non è una scultura singola, c'è tutto un discorso attorno. Certo, e prima di salurai devo ti voglio fare una pregunta che ha interessato tutti i telespettatori. In moi gentilmente rabiri questo programma, questo servizio, e mancai tanta voglia visitare questo luogo. Di essere certo, come ti devi arrivare una persona, una famiglia, può bene noi, si deve prenotare, in genere noi domandavo sempre da vai a telefonata. In internet c'è tutte notizie, c'è un sito relativa al suo arco artistico, quindi basta da se vuoi d'accordo con il suo maestro Gianni Argiolas, e poi questo organizza narà pure che insomma un problema da salute questo marì non c'è in noi, e penso che sia dispiace di adero su meda a nostro muro, poi questa presenza da artista di aderoso, certo. E di aderoso importanti, però con due telefonate, ponendosi d'accordo con suo orario, con sa D, sempre tenendo conto da suo tempo su muro, poi che è importante in meda, non puoi venire. Possibilmente chiesti che è un gruppo non manco un meda, ma di manco una persona a 20, poi insomma 10 adesso non è troppo vago. Un bello gruppo insieme che siete un scanta amigos o una famiglia o due famiglie zampari, noi da sicuro siamo presenti. Certo, Dio si consiglio può passare una di un domingo, insomma, differenti dai altri. Dunque, pure poi che c'è ancora una cosa meta da DPB, e quindi magari chi uno vede a noi si rende conto che c'è di aderoso da B. Certo, e con sacrificazioni, no, su Serrauso questa puntata, torrasu grazie a Liliana per essersi accompagnato in questo bello viaggio, torrasu grazie a pure a suo maestro Gianni Argiolas che mancai e non esistette con noi oggi, ma comunque se su intendi questa presenza sua in tutti i sopra che io subio. E si salurausu convidendisi a visitare questo luogo. E con questa puntata di Aererosu Dottosu ho fatto un viaggio lungo in ogni luogo della Sardegna, da Capessusa a Capesgios, su Monti, Marisi,
nuragisi e altri monumentos de s'antichidade e de sa naturaleza sarda. Nosu però si oreus lassai cun un regalo, uno scampo de fotografias fattas in tutto questo mesi de riprendidas chi sari naraus donau su fotografu nostru Simone e chi contant si venti biri cali funtistetius tutto i situs però de n'altra misura che si usa de su backstage e nosu si saluraus e speraus de si torrei a biri in una prossima edizione. Questa attività è stata realizzata con su contributo della Regione Sardegna, in prentas 2021-2022, lei a regionali 22 del 2018, articolo 22.